Seconda giornata oggi a Cagliari negli spazi della Fiera Campionaria per il Sardinia Job Day, iniziativa giunta alla quinta edizione promossa dall'ASPAL insieme alla Regione. Uno degli obiettivi è quello di far incontrare domanda e offerta di lavoro con la presenza di 300 aziende che hanno messo a disposizione 6.000 offerte di lavoro, migliaia di curricula ricevuti dall'ASPAL che sono stati filtrati dai centri per l'impiego. In queste ore si stanno svolgendo i colloqui tra i candidati e le aziende. Tanti gli appuntamenti in corso, tra questi un confronto tra i servizi per il lavoro italiani ed esteri, con lo scambio di modelli e buone pratiche per avviare nuove forme di collaborazione e migliorare la qualità delle prestazioni e le rispettive performance. A Cagliari sono presentate le agenzie di 8 regioni italiane e rappresentanti dell'Associazione Mondiale dei Servizi Pubblici per l'Impiego che ha sede a Bruxelles. La Sardegna da questo punto di vista può essere un esempio perché è stata la prima regione italiana a dotarsi di una legge organica, la legge 9 del 2016, che ha riordinato la materia del lavoro e il sistema delle politiche attive, riportando la gestione dei centri per l'impiego in capo all'ASPAL. Tra gli appuntamenti in programma oggi un focus sull'innovazione del Made in Italy e il punto sul progetto della regione Talent Hub che si pone l'obiettivo di formare nuovi imprenditori sardi attraverso un percorso formativo da tenere presso le migliori business school italiane e straniere. Per tutta la giornata sono in programma anche i workshop e seminari di orientamento, oltre alle attività previste nell'area interamente dedicata all'innovazione digitale. Tra queste Fast Act, una maratona di cervelli di 6 ore per trovare una soluzione brillante a un problema posto in vari ambiti da aziende che lavorano sul territorio della Sardegna.